Siamo davanti al più antico ospedale napoletano ancora in funzionamento, l'ospedale degli Incurabili, un ospedale nato nel Cinquecento, incurabili, insomma. Poi dici che Napoli è una città diversa dalle altre, è una città strana, ma scusate, ma vi sembra un nome da mettere a un ospedale, l'ospedale degli Incurabili? Scusate, ma chi si ricoverasse in un ospedale che si chiama Incurabili? Diciamo la verità. Eppure questo è il più antico ospedale della città e qui ci hanno lavorato tutti i grandi medici napoletani. Ci ha lavorato nel 600 Giorgio Cattaneo, che era il medico dei pazzi degli Incurabili, quello da cui nasce il modo di dire Ileno Mastro Giorgio, veniva detto Mastro Giorgio. Aveva dei metodi di cura degli ammalati psichiatrici che avrebbe fatto impallidire Franco Basaglia, quella della riforma dei manicomi. Sapete che faceva? Imbatteva, cioè li buttava nell'acqua gelata, insomma, e nasce la parola Mastro Giorgio, che oggi è sia l'infermiere degli ospedali psichiatrici, ma pure in una comitiva, se uno vuole comandare tutto quanto, può fare o Mastro Giorgio. Ecco, qui ci lavorava, che ne so, Ferdinando Palasciano, che era il medico di Garibaldi, quello che gettò le basi, diciamo, ideologiche della Croce Rossa italiana. Ci lavorò Domenico Cotugno, l'Ippocrate napoletano, pur se veniva dalle Puglie, veramente un genio della medicina. Ci lavorò, come vediamo, Giuseppe Moscati, il medico dei poveri, il medico santo, quello che aveva un cesto nell'ingresso dello studio in cui era scritto chi può lasci, chi non può prenda. Oggi sopravvivono un meraviglioso museo delle arti sanitarie e la farmacia storica degli Incurabili, che è un capolavoro barocco napoletano, il Giardino dei Semplici. Incurabili, che poi sapete qual era questa incurabile malattia, no? Che nel Cinquecento dà il nome a diversi ospedali italiani degli Incurabili, la sifilide, una malattia venerea, la malattia del vizio, malattia che arriva a Napoli a fine 400 a causa dei soldati francesi di Carlo VIII. Sì, arrivano a Napoli e portano una sifilide che arrivava dal Nuovo Mondo, arrivava dalle Americhe, ma noi li portano i francesi e per questo motivo i napoletani d'antan chiamavano la sifilide il mal francese. Quando qualcuno sta senza forze, coppa un divano, privo di ogni energia, i napoletani dicono ancora ma che ti infrancesate? Hai mica contratto il mal francese, perché il mal francese portava abbattimento corporale fino all'astenia. Nei secoli scorsi, per evitare di dire ha contratto una malattia venerea, si diceva chi se ne aiuta a Parigi, se ne aiuti in Francia, ecco. Infatti nasce un modo di dire che ancora oggi usiamo, ma vedi un poco quanto è bella Parigi, né? Cioè vedi in che brutto guaio mi sono cacciato, il brutto guaio adombrato, diciamo, dal detto napoletano è appunto quello di aver contratto la lue, la sifilide, insomma. Per i più napolegni proprio, c'è una battuta di Totò che ha un evidente doppio senso nel film Miseria e Nobiltà. Ricordate la scena quando loro vanno a casa del cuoco, il padre di Sofia Loren, della ballerina, Totò, principe di Casador, il fratello Enzo Turco, che invece fu marchese. Fratello, di tu quante volte siamo stati a Parigi? Lì il riferimento è evidente. I francesi, invece, sostenevano che i soldati francesi si erano contaminati dalle prostitute napoletane e avevano portato la sifilide in tutta Europa. Per questo motivo noi lo chiamavamo mal francese, ma loro lo chiamavano il mal napolitain, mal napoletano, mal francese, mal ma va a capire, solo il cielo sa qual è la verità. È vero che però io sono un arbitro, come devo dire, non certo imparziale per dire la mia, però ammetterete che un popolo come i francesi, che non tengono manco bidet, cioè, ma come si permettono di dire che noi avessimo contaminato a loro? Ma per favore, ecco, facetevene un bidet prima e poi ne parliamo. Che poi la sifilide portava sì abbattimento corporale, però portava anche dei problemi alla vista, nei casi più gravi fino alla cecità. E questo lo dico per i maschietti in ascolto, vi dà anche la spiegazione del fatto che quando eravamo piccoli e andavamo in parrocchia, vi ricordate, i preti ci chiamavano noi maschietti da parte e ci dicevano bambini voi non vi dovete toccare perché sennò diventate ciechi. Io per carità tornavo a casa, non mi toccavo, amore di Dio, però mi sono sempre chiesto perché cieco. E uno può capire che uno si rompe un polso, si rompe un braccio, ma cieco non l'avevo mai capito. In realtà il riferimento semantico era proprio alla sifilide, alla malattia del vizio, ma io ero un provolone, non capivo niente.
O calendario Napoli 2026, il calendario della napoletanità. Ogni giorno un cartello di Pasquale De Stefano, detto Pasquale Numarara, e un motto napoletano commentato sarcasticamente da Amedeo Colella, che sono io. O calendario Napoli 2026, perché i ritti antichi non falliscono mai.